C'è attesa per gli effetti dell'inchiesta Mantovani e del consorzio Venezia Nuova. Nel 2014 sono in molti ad attendersi altri arresti clamorosi nel Veneto. Si tratta di 2 indagini che saranno al centro di un convegno in programma sabato 1 febbraio a Vicenza, ai chiostri di Santa Corona, e a coordinarlo sarà il giornalista Renzo Mazzaro, autore del libro I padroni del Veneto. E tra i relatori ci sarà anche Gianfranco Bettin, assessore comunale a Venezia e impegnato a contrastare il mercato della droga in città, e che ha rivestito un ruolo centrale nelle 2 inchieste Mantovani e Consorzio Venezia Nuova. La corruzione e lo spreco di denaro pubblico vanno a braccetto da sempre con i traffici illeciti e con le mafie. Secondo la Direzione Nazionale Antimafia, camorra, 'ndrangheta e mafia nel Veneto non sono presenti militarmente ma economicamente, in particolare nel veneziano, attraverso l'usura, le frodi, anche fiscali. L'evasione dell'IVA attraverso società cartiere consente di abbattere i prezzi e distruggere i concorrenti che pagano le tasse. E poi lo spaccio di droga. Nel 2011 il 50% degli spacciatori arrestati nordafricani al soldo delle mafie italiane agivano nell'Italia del Nord. E poi ancora c'era la camorra dietro l'operazione Duster della Procura di Venezia, scattata nell'aprile 2012, che aveva vinto l'appalto di 76 milioni di euro per assicurare il servizio sanitario regionale. Dietro la società rumena, usata come paravento, non c'erano capitali per far fronte all'impegno. E un mese dopo di nuovo compare la camorra. Il 22 maggio 2012 la Questura di Venezia ha eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale legata al clan della camorra, coinvolti i dirigenti del San Donacalcio e imprenditori edili di Eraclea. I reati ipotizzati: estorsione aggravata in concorso, porto d'armi, ricettazione, truffa, lesioni gravi e falso con l'aggravante dei metodi mafiosi.